Amici e amiche di Sport di Più, buonasera, ben ritrovati. Sport di Più Live, questa sera una puntata speciale particolarmente piacevole, ma per me è un onore particolare essere qui questa sera a presentare un evento che si svolgerà dal 30 di maggio al 2 di giugno, quindi tra pochi giorni, qui a Villafranca, all'Hotel Expo di Villafranca. Sto parlando dei campionati italiani assoluti di scherma paralimpici e non vedenti, un evento che al di là dell'aspetto sportivo ha un aspetto e un valore che va oltre un valore sociale, un valore di comunità, un evento voluto dalla federazione ma sposato e accolto alla grande dal Comune di Villafranca e anche ovviamente dal Hotel Expo che appunto ci ospita questa sera. Andiamo per ordine però, perché questa sera gli ospiti sono tanti e questo sarà anche bello confrontarci appunto con loro. In presenza qui al mio fianco, alla mia destra, Alberto Spinella, presidente regionale Veneto della Federscherma. Buonasera Alberto. Buonasera a tutti, bentrovati. Alla mia sinistra, Alessandro Cecchinato, consigliere regionale Veneto, sempre della Federscherma, ma anche un ruolo importante per quanto riguarda gli eventi legati alla scherma a livello internazionale. Quindi parleremo anche di questo. Buonasera. Buonasera a voi, grazie. E poi andiamo con gli ospiti che sono collegati da location privata, perché adesso si usa dire così, quindi sono a casa loro fondamentalmente, e quindi andiamo per ordine, vediamo. Allora, io direi subito Rossana Pasquino, che è una campionessa di scherma, ma non solo. Buonasera Rossana. Buonasera a tutti, grazie dell'invito. Grazie a te prof, dopo ci sentiamo e andiamo ad approfondire. Poi abbiamo Guido De Guida, consigliere nazionale Federscherma. Buonasera Guido. Guido ha qualche problema con la connessione. Lo prendiamo dopo, nessun problema. Tanto vediamo se si riconnette. E poi abbiamo Edoardo Jordan, Edoardo. Jordan, perché sono originale. Jordan alla Veneta. Jordan, che è un campione anche lui di scherma. Buonasera Edoardo. Buonasera a tutti. E poi, ultimo ma non ultimo, abbiamo Ruggero Vignai, presidente del CIP Veneto. Buonasera Ruggero. Buonasera a tutti. Grazie di essere qui con noi. E poi vedo sotto c'è qualcun altro che è arrivato, se non vedo male, Alberto Ancarani, consigliere nazionale Federscherma. Buonasera Alberto, ciao. Buonasera a voi. Grazie di essere qui con noi. Allora, il parterre è nutrito, ma non ci sono solo gli ospiti che vi ho presentato. Dietro, qui ci sono altri ospiti che adesso faccio intervenire volta per volta. Perché? Perché insomma, tanto per motivi ovviamente Covid non potevamo essere tutti quanti qui, primo, e poi perché ci sono anche degli saluti istituzionali che sono sicuramente importanti. Quindi io chiamerei subito qui l'assessore allo sport del comune di Villafranca di Verona, Luca Zamperini. Buonasera Luca, grazie di essere qui con noi. Ci facciamo... No, siamo adesso Luca, lo microfoniamo. Vieni Ale, porti il microfono, poi Luca lo porterà via e lo faremo sanificare. Allora, Luca, intanto grazie di essere qui. Buonasera a tutti. Buonasera a te. La domanda è d'obbligo. Perché Villafranca ha accolto questi campionati? Beh, insomma, io devo dire che intanto siamo molto molto felici. Questa sera veramente siamo qui per una bellissima occasione. Il perché bisognerebbe girarlo a qualcun altro, nel senso che qua abbiamo due grandi protagonisti. I grandi protagonisti sono Federscherma, in particolar modo a livello provinciale si è mosso moltissimo per portarlo qua a Villafranca, e ringraziamo perché per noi è una grandissima vetrina, una grandissima opportunità. E Hotel Expo, qua vedo Alberto Zoccatelli, l'amico Alberto Zoccatelli, che effettivamente ha creato insieme a Federscherma questa bellissima occasione. Quindi loro sono davvero da ringraziare, perché ci danno l'opportunità di vivere un momento di sport veramente di altissimo livello. Nell'anno olimpico, perché ricordiamoci che questo è l'anno olimpico, tra qualche mese Tokyo, quindi avremo anche la possibilità di osservare da vicino alcuni di coloro che magari tra qualche giorno, tra qualche settimana, insomma, si preparerà per le Paralimpiadi di Tokyo, quindi e rappresenterà i colori azzurri. Quindi noi siamo davvero molto molto contenti.
E per chiudere devo dire che insomma avviene in un momento molto particolare, perché è il momento, pensiamo, della ripartenza. Lo sport, ma io penso anche il settore turistico ricettivo, sono stati tra i settori più martoriati purtroppo negli ultimi mesi. E speriamo davvero che questo evento rappresenti un momento di ripartenza, però che non si possa più fermare dopo, perché l'importante è ripartire e non fermarsi più, perché lo merita lo sport, lo meritano tutte le realtà economiche che girano attorno a questi settori importanti, e lo meritiamo un po' tutti quanti noi, perché insomma tutto sommato lo meritiamo noi. Ultima battuta, devo ancora dire grazie a Federscherma, perché si è inserita nel contesto. Abbiamo coinvolto anche alcuni ragazzi delle scuole, degli istituti superiori, del liceo medi, professori di educazione fisica che hanno risposto presente, e quindi noi davvero siamo molto contenti, perché rappresenterà anche per loro una grande opportunità in un anno in cui in presenza hanno fatto davvero molto molto poco. Quindi siamo molto contenti. Senti, ultima domanda, Luca. Insomma, rappresenta per Villafranca, al di là dell'evento sportivo, dell'importanza di questo campionato assoluto, è anche un segnale importante a livello sociale. Assolutamente sì, è un segnale importante a livello sociale, insomma non serve lo dica io, insomma qua stiamo parlando di un campionato assoluto paraolimpico non vedenti che chiaramente ci dà l'importanza dello sport e di tutti i valori che deve avere lo sport, ma anche dal punto di vista sociale in questo caso qua. Quindi credo che questo davvero rappresenti un passaggio importante, e l'importante è aver coinvolto i ragazzi in questa fase qua, perché bisogna partire da loro. Tra l'altro ragazzi che avevano già fatto delle esperienze con dei campioni paraolimpici, tu lo sai bene, perché conosci bene alcune di queste progettualità, quindi stiamo continuando questo processo di avvicinamento allo sport paraolimpico, con delle persone e degli atleti che davvero rappresentano un esempio assoluto, quindi da seguire sotto tutti i punti di vista. Una bellissima ripartenza. Grazie mille Luca per essere passato a trovarci. Grazie a voi e buona serata. Grazie mille. Allora, grazie all'assessore allo sport del Comune Villafranca Luca Zamperini. Ora io chiamerei, visto che abbiamo gli ospiti dietro, io chiamerei, è stato citato, no, da Luca, dall'assessore Alberto Zoccatelli, in rappresentanza dell'Hotel Expo di Villafranca. Buonasera Alberto. Buonasera. Prego. Allora, buonasera a tutti. Intanto grazie anche a te di essere qui. Grazie dell'ospitalità soprattutto quello. È un piacere, davvero Alberto, è un piacere. Anche a te faccio la domanda, quando ti è arrivata questa richiesta, questa proposta, insomma, penso che ci avete pensato un anno secondo a dire sì. È proprio così. L'Hotel Expo Best Western Plus è veramente orgoglioso e onorato di ospitare i campionati italiani, e quando il dottor Spinella ci ha contattato abbiamo subito intuito dell'importanza, della bellezza di organizzare un evento come questo. Devo dire che devo ringraziare tutto lo staff, non posso citarli tutti, cito il direttore Thomas Sanchez e il nostro responsabile Davide Bedin. Gli altri sono talmente tanti che non riesco a citarli tutti, ma se lo meriterebbero. Abbiamo organizzato gli spazi, abbiamo cercato di fare il massimo perché gli atleti e lo staff siano accolti nel modo migliore. È il nostro plus, quello di cercare che i nostri ospiti non sono clienti, sono ospiti. Per noi sono ospiti, abbiamo sempre cercato di fare il massimo per loro. Quindi dottor Spinella, se serve qualcosa a disposizione, come diciamo sempre, grazie ai nostri ospiti. Alberto, posso anche dire una cosa un po' particolare, vedere un hotel che di fatto cambia le sue funzionalità, i suoi spazi per accogliere un evento come questo. Sì, noi siamo, mi dicevano prima, saranno anche noi siamo un hotel rivolto soprattutto al business, quindi non è stato facile organizzare gli spazi, però per fortuna li abbiamo, e con un ragionevole sforzo, uno sforzo che abbiamo fatto molto volentieri, credo che poi gli atleti, lo staff si troveranno sicuramente bene, hanno la possibilità di essere
di avere le pedane, di avere il campo di gara nella stessa location dove possono dormire, riposarsi, mangiare, quindi anche per le famiglie, per gli atleti penso che sia forse anche un modello che si potrà anche esportare nel futuro. Per noi siamo sempre a disposizione, è stato veramente una cosa a cui abbiamo tenuto particolarmente. Parlavo prima, l'ultima battuta, con il direttore, che sento, insomma, mi dice come va, questa iniziativa è stato un bello stimolo, avevamo voglia di lavorare, voglia di impegnarci, voglia di fare le cose per bene. Anche questo è un segnale di voglia di ripartire, e quindi io ringrazio ovviamente, ma ti ha già ringraziato anche Alberto, per questa opportunità che dai a questi ragazzi, e saremo tutti qui ovviamente c'è un trio di Alberti che insomma nome, e ce n'è uno anche collegato questa sera. Alberto va via come il pane. Sì. Grazie buona serata anche a voi, buona serata, grazie ancora. Grazie Alberto Zoccatelli, rappresentante della proprietà dell'Hotel Expo di Villafranca. Ora, prima di andare a chiamare l'ultimo ospite che è dietro le camere, io coinvolgerei subito Alberto Spiniella, visto che siamo tra Alberti. Allora, perché avete scelto? Perché prima ho fatto la domanda perché avete accettato, e adesso ti chiedo perché avete scelto Villafranca. Allora, in realtà c'è stata circa 2 mesi fa una telefonata inaspettata da parte della federazione, la quale dice: abbiamo un'esigenza, stiamo ripartendo con tutte le attività legate al mondo agonistico e abbiamo bisogno di uno spazio idoneo per fare i campionati italiani paralimpici. La federazione mi ha chiamato perché sa che tante volte ho già collaborato con la federazione e con altre organizzazioni anche nell'attività legata agli atleti che gareggiano seduti. Nella fattispecie quest'anno abbiamo anche il campionato integrato degli atleti che gareggiano non vedenti o ipovedenti, ma gareggeranno insieme, in quanto anche gli atleti ipovedenti verranno bendati per gareggiare ad armi pari con gli atleti che proprio non vedono. E nelle specialità sedute, fioretto, spada e sciabola, gareggeranno in questa location anche alcuni degli atleti che poi saranno presenti alle Paralimpiadi di Tokyo. Molto semplicemente, quando la federazione mi ha chiamato, ho fatto un giro di consultazioni tra le varie conoscenze, persone che si potevano mettere a disposizione, e devo dire che la risposta è stata immediata da parte di Hotel Expo Verona, e quindi una volta fatto il sopralluogo e proposta la location alla Federazione Italiana Scherma, la federazione ha subito approvato questo tipo di soluzione dove gli atleti possono viaggiare comodamente, perché di fatto l'aeroporto di Villafranca è qui dietro l'angolo, la città di Verona è comoda da raggiungere per quello che riguarda le grandi vie di comunicazione. La stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova si raggiunge in 10-15 minuti con un traffico normale, e poi ovviamente la possibilità di dire agli atleti: ragazzi, gareggiamo qui. Tanti degli atleti paralimpici oltretutto gareggiano in più specialità, quindi magari saranno presenti qui in hotel più di qualche giornata. Sì. Dormire, gareggiare, mangiare, avere la possibilità di avere dei servizi. Abbiamo integrato anche la possibilità di fare, visto che in questo momento abbiamo l'esigenza, i tamponi Covid proprio qui in struttura, con un laboratorio dedicato per questa esigenza. Di fatto il grosso del lavoro è già impostato, adesso aspettiamo solamente gli atleti per partire con le gare. Organizzazione perfetta e impeccabile. Io coinvolgerei Guido De Guida, che adesso si era scollegato e adesso possiamo ricollegarlo. Eccolo qui, benissimo. Guido, ci senti? Sì, ti vediamo. Sul telefono perché... Bene, no, ti vediamo e ti sentiamo. Sì, perfetto. Senti, Guido, da ex, perché sei il presidente uscente, no, della Federscherma nazionale, un evento Veneto. Scusa Veneto, ti ho fatto più grande, dai. No, dai. Al di là di questo, come presidente uscente, un evento del genere per la nostra regione, visto da fuori, anche se sei ovviamente ancora dentro, che cosa rappresenta? Allora, rappresenta molto. In realtà il Veneto ha 2 caratteristiche. Uno, ha un movimento sportivo e schermistico sviluppatissimo. Secondo, è la prima regione d'Italia per turismo. Le 2 cose fanno sì che il Veneto sia la regione ideale per organizzare eventi. A questo aggiungiamo che abbiamo una serie di società nel Veneto e di dirigenti in grado di organizzare questi eventi.
E infatti abbiamo alle spalle tutta una serie di momenti importanti, i campionati europei Under 23, i mondiali cadetti e giovani, abbiamo il Luxardo che si svolge ogni anno, tutta una serie di eventi che vengono organizzati. Questo particolarmente è importante perché il Veneto ha una tradizione forte nella scherma paralimpica, abbiamo un numero significativo di società impegnate su questo settore e non improvvisate, ma che lo svolgono da moltissimo tempo. Io mi ricordo molto bene l'esperienza col maestro Zuba a Padova, appunto con la scherma paralimpica, di cui Vilnai potrà essere buon testimone. E quindi per noi questo non è un evento sicuramente improvvisato, ma un evento che si colloca in una nostra tradizione. A questo aggiungiamo il fatto che l'attuale gruppo dirigente è reduce da una serie di iniziative di manifestazioni schermistiche svolte nel territorio, che si sono svolte con un'estrema accuratezza e con un profondo rispetto delle norme di sicurezza. Tutti questi elementi fanno sì che questa sia una manifestazione assolutamente sensata e una manifestazione che sicuramente dà tutte le garanzie di un'ottima riuscita. Stiamo vedendo delle immagini di pedana. Beh, l'hai citato, io appunto a questo punto lo coinvolgo subito, Ruggero Vilnai, presidente del CIP Veneto. Ruggero, le parole di Guido Di Guida sono, insomma, lo trovi assolutamente, ti trovi assolutamente in linea con quello che ha detto Guido? Certo, ha fatto davvero buona memoria della situazione del Veneto. Il sottoscritto, oltre che presidente regionale, che ovviamente sono orgoglioso per tanti motivi, ma anche io come paralimpico ho fatto anch'io 6 campionati italiani, nella sciabola, categoria B, e quindi anche per questo, insomma, mi sento orgoglioso, che questi campionati italiani vengono organizzati nel nostro Veneto a Villafranca. E poi come Comitato Paralimpico, che è fortemente impegnato a promuovere lo sport paralimpico in generale, ma nella scherma, come ha detto Guido Di Guida, siamo già ad alti livelli, basta nominare una per tutte la Bebe Vio che vediamo nel video. Per un comitato che vuole promuovere, non c'è che di meglio organizzare un campionato italiano, quindi anch'io voglio ringraziare in primis la federazione che ha scelto il Veneto, Villafranca, Verona, e poi tutti gli organizzatori che ho sentito, che sono vari organismi che hanno collaborato, dall'hotel al comune, eccetera. Quindi davvero grazie e un complimento a tutti coloro che hanno preso questo impegno, perché organizzare un campionato italiano non è molto bello, ma è molto molto impegnativo. È impegnativo sicuramente. Certamente. Come Comitato Veneto, proprio per promuovere lo sport a 360 gradi, noi fra 20 giorni usciremo con 10.000 poster che affiggeremo in tutte le ASL, in tutti gli ospedali del Veneto, proprio per promuovere, perché sì, in Veneto abbiamo anche un certo numero di società paralimpiche, un certo numero di atleti, ma riteniamo sia ancora poco. E allora vogliamo continuare su questa strada a promuovere, perché, ripeto, sì, negli ultimi anni lo sport paralimpico ha fatto un salto di qualità notevole, ma dobbiamo ancora rompere quelle barriere, perché sono ancora tanti le persone con disabilità che non si sono ancora avvicinati allo sport. E quindi grazie ancora a Villafranca, alla federazione, per aver portato nel Veneto questo campionato italiano. È importante quello che ha detto Ruggero, promuovere lo sport tra chi ha delle disabilità, per dargli una possibilità di tornare, perché tanti magari si chiudono in se stessi,
si chiudono in casa, non vivono più, tornare a vivere, tornare ad essere protagonisti. Questo è anche il ruolo dello sport. Hai parlato, no? Ma se ne parlava anche prima a microfoni spenti, la grande macchina organizzativa, quindi l'hotel, quindi la federazione, ma anche gli sponsor, ed è giusto nominarli, adesso magari non tutti, però io chiamerei qui Luca De Rosa, che è l'amministratore unico della Global Power Plus, che è il main sponsor di questo evento. E quindi buonasera Luca, buonasera a voi. Mi sembra doveroso farti fare un saluto, e anche a te chiedo perché avete accettato e perché avete pensato di abbinare il vostro logo, il nostro marchio a questo evento. Beh, intanto di nuovo buonasera a tutti, vi ringrazio per l'invito, perché noi siamo veramente onorati di essere sponsor energetico di questa manifestazione di atletica, possiamo definire straordinaria ai nostri occhi. La principale attività di Global Power Plus è quella di vendere energia, gas agli utenti domestici, alle partite IVA, alle PMI, sistemi di efficienza energetica, fotovoltaico, prese di ricarica, fino alla mobilità elettrica, insomma tutto ciò che riguarda il mondo dell'energia in senso lato, ma con un occhio particolare sempre teso alla sostenibilità ambientale, perché il mondo in cui viviamo è uno solo e dobbiamo preservarlo il più possibile per i nostri figli. Sostenibilità per noi in senso lato vuol dire anche inclusività, e quindi qua ci ritroviamo perfettamente nello spirito di questa manifestazione, di questa kermesse sportiva. Sostenibilità, inclusività, con l'occasione abbiamo approfittato anche per lanciare la nostra nuova campagna commerciale che abbiamo chiamato Sostenibilità a 360 gradi, proprio perché vogliamo trasmettere il messaggio a tutte le famiglie, a tutte le persone, agli imprenditori, che l'utilizzo dell'energia, in senso lato sempre, quindi energia, gas, sistemi correlati, deve essere il più intelligente possibile. Ed è strano detto da chi la vende l'energia, ma bisogna usarla meglio a casa o nella propria azienda, bisogna stare più attenti all'utilizzo che se ne fa, e quando è necessario usarla, scegliere energia davvero verde, davvero da fonti rinnovabili, non marchiata verde semplicemente perché ha qualche grif particolare o qualche timbro a corredo. Ugualmente bisogna stare attenti nei piccoli gesti quotidiani a cercare di ottimizzare la produzione di energia, se si può, a casa propria o nel proprio stabilimento, magari con un impianto fotovoltaico, muoversi un po' di più. E torniamo al tema sportivo, fa anche bene alla salute. Utilizziamo la bicicletta per muoverci, magari se è una bicicletta elettrica possiamo sostituire anche un motorino con questo. Quindi intendiamo lanciare questa campagna proprio in occasione di questo evento, per ribadire che per noi il mondo energetico è un mondo che deve essere assolutamente sostenibile e, come detto prima, inclusivo in senso lato. Beh, insomma, mi sembra che hai detto tutto, e ovviamente con queste premesse questo sponsor Global Power non può che essere il miglior sponsor possibile per questo evento, e quindi grazie. ringrazio ovviamente di essere stato qui con noi questa sera, e buona fortuna, perché i campionati di fatto sono anche vostri. Assolutamente, buona fortuna a voi e complimenti ancora per l'organizzazione, per quello che state facendo. Grazie a Luca De Rosa, amministratore unico di Global Power Plus. Allora io entrerei adesso, però io andrei subito dai protagonisti, perché ne abbiamo due qua, due atleti. E che atleti, io prima l'ho detto, no? Quando ho presentato Rossana Pasquino, gli ho detto ciao prof, ci vediamo dopo, perché Rossana, oltre ad essere una campionessa, e che campionessa, è anche una professoressa, quindi sei anche, hai un doppio ruolo, e quindi volevo capire nella tua professione, nel tuo essere professoressa, quanto incide anche essere sportiva? Nel senso, queste due cose vanno a braccetto? Credo che le occhiaie parlino chiaro in questo momento. No, ovviamente è complicato, insomma ne va di un po' di vita sociale, però è una vita che mi sono scelta io, quindi ovviamente ho un lavoro che prende molto del mio tempo quotidiano. La mattina inizio presto, finisco e poi vado in palestra.
però è una soddisfazione, un recupero del corpo che ho trovato negli ultimi anni, insomma una soddisfazione pura, ecco. E poi è stata una crescita, insomma, vincere poi ha sempre il suo perché, no? Riusciamo ad essere felici anche nel vedere qualche risultato, non solo sul fisico. Senti, Rossana, tu hai iniziato relativamente tardi, no, a gareggiare e a cimentarti in questa disciplina. Puoi dire proprio tardi, nel senso che ero vecchia, ho 39 anni, Vecchia, sono ma dai, dell'82. adesso, Vabbè, insomma, ho iniziato nel 2013 a fare spada, poi nel 2017 a fare sciabola, quindi insomma sono particolarmente andata con l'età, ecco. Non sono vecchia chiaramente, però devo dire che la scherma è comunque una pratica sportiva, è uno sport che richiede del tempo per capirla, anche per digerirla, no? La spada è molto più lenta della sciabola, la sciabola è più aggressiva, hanno caratteristiche completamente diverse, ma c'è bisogno assolutamente di tempo per capirle. Per cui da una parte ho usufruito del fatto che avessi già un lavoro e che quindi potessi garantire un po' di tempo, no, libero a questo schema. Chiaramente non ho la stessa freschezza che ha Edoardo, ecco, giustamente. Ma come hai iniziato? Perché hai scelto la scherma? Guarda, ho scelto la scherma fondamentalmente per un'amica che è una ragazza spadista beneventana. Io sono beneventana di origine, poi mi sono trasferita a Napoli per l'università e poi ci sono rimasta per lavoro. E Francesca Boscarelli, che è una spadista normodotata, ero tornata dopo vari viaggi all'estero, ero stata 2 anni e mezzo a Creta ed ero rientrata a Napoli dove avevo vinto un concorso alla Federico II e Francesca mi disse: Rossana, c'è una palestra, era la palestra di Santo Cuomo, appena una paralimpica, perché non provi? Francesca faceva spada, ho iniziato a fare spada, in realtà mi sono innamorata dell'ambiente, della mia squadra, delle sensazioni che provo. Io quando vedo quelle immagini sembra una stupidata e ve lo assicuro che vero mi emoziono ancora come se fosse il primo giorno e ricordo ogni immagine come la prima e non vedo l'ora di tornare in pedana, questo è poco ma sicuro. Beh, ti vedremo qui a Villafranca. Sì, verrò a Villafranca, poi per fortuna sia Edo che io siamo qualificati per Tokyo, per cui insomma speriamo di fare cose buone a Tokyo. Assolutamente sì, l'hai citato Edoardo, tu invece come hai iniziato? Hai iniziato anche tu, insomma, allora Rossana ha detto che è vecchia, che non è vecchia sportivamente parlando. No, non ho detto che sono vecchia, ho detto che sono più vecchia della media. Rossana, ho detto sportivamente parlando, attenzione. Tu Edoardo invece sei all'inizio anche tu, no? Sì, io ho cominciato appena un anno dopo l'amputazione tramite Andrea Pellegrini, che è anche diciamo, uno dei simboli della scherma paralimpica in Italia. E diciamo che ho cominciato quasi per gioco. Io ho cominciato a fare scherma perché mi ero stufato di restare in camera e vedere la vita che mi scorreva davanti. Ecco. Quindi è stato un po', ecco, ho iniziato per gioco, poi ho visto che caspita, mi piaceva tanto e ho detto se mi impegno penso che posso togliermi soddisfazioni importanti, e così è stato, e quindi ringrazio ancora Andrea per avermi dato questa opportunità, e anche la federazione che naturalmente ha creduto in me e mi ha dato l'opportunità di mettermi in mostra tramite le gare, quindi facendo risultati poi viene tutto in automatico, no? Anche la voglia di dare sempre il meglio viene tramite queste opportunità che ci danno a livello di federazione. Senti Edoardo, la scherma ti dà le stesse emozioni che ti dava il calcio, perché tu insomma giocavi a calcio, il tuo idolo è Totti, insomma, e con la scherma hai trovato quelle sensazioni, quelle gioie che ti ha dato il calcio? Guarda, sono 2 sport completamente diversi, però la cosa che secondo me l'accomuna è ad esempio quando entravo in campo durante la partita di calcio avevi non so, quella sorta di isolamento dove pensavi solo a fare del tuo meglio e a dare il massimo, ecco. E nella scherma succede lo stesso quando abbasso la maschera, penso solo a mettere più botte verso l'avversario, ecco. È l'unico punto in comune, insomma, come sport. L'unico punto in comune, sì.
Senti, io adesso volevo chiedere ad Alessandro, scusa Alessandro, ma siamo in tanti, quindi Esatto. cerchiamo di parlare un po' tutti quanti. Facciamo Alessandro, veloci. quando è arrivato questa richiesta, come ha detto prima Alberto, di organizzare questi campionati qui nel Veneto e nel fattispecie qui a Villafranca, come consigliere cosa hai pensato? Cioè, hai detto qua ci imbarchiamo in una situazione troppo grande o eri tranquillo? No, ci siamo subito sentiti con Alberto e quindi con grande piacere abbiamo condiviso insomma anche la soddisfazione e l'orgoglio di essere stati insomma interpellati dalla federazione, e quindi è stato subito un momento di soddisfazione. Poi Alberto come diciamo regista della macchina organizzativa ha sicuramente una tranquillità da parte sua, e quindi abbiamo condiviso, ripeto, il momento di gioia, ma anche insomma la tranquillità di poter poi, ripeto, con le competenze che abbiamo acquisito, ma che Alberto ha sicuramente in questi anni poi sviluppato, di poter fare l'evento insomma in maniera perfetta. Secondo me poi una situazione così è veramente ideale, no? L'abbiamo detto prima. Una delle grandi, anch'io ho fatto parte di comitati organizzatori di eventi insomma, anche importanti, sì. E una delle grandissime pecche ed è un momento di caduta di un evento importante così è il trasporto, no? Sembrano delle fesserie, però cioè il poter avere in questa location che è comodissima, abbiamo detto prima, mezzi di trasporto, aeroporto, vie di comunicazione, concentrato. Gli atleti che possono andare in camera, rilassarsi, poi ritornare nei momenti di pausa, sì. Hanno la possibilità poi di fermarsi un giorno in più, di poter visitare Villafranca, Verona, poter rimanere qui, non avendo avuto magari lo stress dei giorni di gara con i trasporti. Secondo me è una cosa bellissima, classe, insomma, no? Esatto, e questo, facendo i dovuti scongiuri, speriamo che sia uno dei motivi di successo di questi campionati, che indubbiamente ci emozionano per poter tornare a rivedere gli atleti a livello assoluto in pedana, insomma, e questi atleti e questi ragazzi, insomma, ci fa veramente tantissimo piacere. Anche perché tu hai detto, ho organizzato qualche evento, insomma, mi dicevano a Rio, insomma, è stata una tappa importante. Certo, no? Ringrazio la federazione insomma, che in questi anni mi ha dato poi l'opportunità di crescere come insomma, nel settore arbitrale, nel settore della direzione di torneo in tutti questi anni. Mi ha permesso poi di arrivare alla soddisfazione dopo una serie di campionati europei e di campionati del mondo, di poter far parte dei 5 direttori di torneo delle Olimpiadi di Rio, e quindi è stato insomma il culmine di una carriera. Poi devo dire con altrettanta soddisfazione ho continuato anche questi anni, e quindi insomma è proprio un piacere e aver raggiunto il massimo dal punto di vista sportivo, anche insomma, non come atleta ma come direttore di torneo, insomma, rimarrà per sempre una grandissima soddisfazione. Insomma. Alberto prima mi diceva, no, da ignorante quale sono io, gli ho chiesto ma adesso Alessandro andrà anche a Tokyo, e lui mi ha detto sulla carta no, però essendo un R1 giusto, potrebbe, quindi dobbiamo sperare che qualcuno ti piacerebbe. No, mi piacerebbe ovviamente è un'esperienza fantastica, un'emozione che ricordo ancora, ma veramente come fosse qualche momento fa, il fatto di condividere con gli atleti l'evento, di essere poi all'interno della macchina organizzativa, quindi vederli prima che scendano in pedana, cogliere l'emozione e la soddisfazione di una carriera è stato fantastico, quindi poterla ripetere sarebbe una cosa stupenda. Io faccio parte degli 8 event manager della federazione internazionale che tra virgolette si giocano poi il posto nelle Olimpiadi nei 4 anni. Io ho fatto quella di Rio, quindi mi ritengo soddisfatto. Ho partecipato in questi 4 anni, sarei riserva. Però insomma, mi tengo le ferie, che diciamo. Gli venga un raffreddore all'ultimo momento. Dai, non auguriamo nessuno, insomma, sarebbe il massimo, grazie. Alberto Ancarani, consigliere nazionale. Alberto, come è vista il Veneto
nel panorama nazionale per quanto riguarda la scherma? Ma non vi è dubbio che il Veneto, Alessandro poco fa, insomma, non è sceso nel merito, ma il Veneto, come diceva che Guida, è molto presente a livello di numeri, proprio di praticanti e di società praticanti la scherma, ed è fortemente omogeneo anche nelle capacità organizzative. Dicevo, Alessandro prima non ce lo ha riesplicitato in maniera chiarissima, ma insomma ci sono stati dei mondiali importantissimi under 20, insomma lui citava i grandi eventi, insomma il Veneto è in grado sia di saper fare scherma, sia di saperla ospitare nel migliore dei modi, quindi insomma direi che quello che accadrà nei prossimi giorni a Villafranca altro non è che la prosecuzione di quella che è una vera conferma rispetto a quello che lo stesso mondo della scherma si aspetta quando arriva in Veneto. Quindi insomma è un punto di riferimento. Invece a livello nazionale un po' di numeri, praticanti, insomma è una disciplina la scherma che è in crescita come numero di praticanti. Mi sembra di sì, è in crescita, ovviamente. Qualche problema di connessione, spero mi sentiate, ok. Sì, la scherma è in crescita. Ovviamente la pandemia, come non ha aiutato tanti altri sport, non ha aiutato neppure la scherma, ma soprattutto è in crescita il movimento paralimpico, perché per esempio noi lo diamo per scontato, nel primo dei giorni di gara si svolgerà la prova non vedenti. Ora, in questo momento, le nazioni realmente in grado di organizzare un campionato nazionale non vedenti, compresa l'Italia, sono 5/6, perché noi siamo stati sui non vedenti, per esempio, pionieri insieme alla Francia, ma al momento siamo noi quelli che hanno il maggior numero di praticanti per, ripeto, una disciplina, veniva forse poco fa raccontata, che è veramente interessante da vedere per chi non è non vedente e eventualmente consente un'espressione di sensorialità ai non vedenti che veramente va veramente vissuta anche proprio come esperienza. Dicevo, più il movimento paralimpico. Ecco, noi una cosa che tengo a sottolineare, prima Rossana, che è stata ricordata in un doppio ruolo, ma mi permetto di ricordare che in realtà ne ha 3, perché è sì, mi hai anticipato, esatto. Sono io, come lo è di Guida, eccetera. Dicevo, tutti, ad eccezione di qualche infortunato, coloro che sono qualificati per Tokyo parteciperanno al nazionale. Sembra un qualcosa di scontato, ma non lo è, perché significa anche che c'è un enorme rispetto. Anche gli atleti che sono al massimo vertice non snobbano il loro campionato nazionale, ma vengono e vogliono guadagnarsi il titolo. Ecco, questo aiuta assolutamente allo sviluppo del movimento, perché per l'appunto crea quel meccanismo, quel circolo virtuoso per cui poi i numeri aumentano. Sappiamo bene ovviamente che per quel che riguarda atleti paralimpici la ricerca, diciamo, di nuovi atleti vive, diciamo, percorsi diversi rispetto a quella relativa agli atleti normodotati, ma insomma anche questa modalità di approccio degli atleti che hanno raggiunto già begli obiettivi significa tutto. C'è qualche problemino
con la connessione, Alberto. Beh, allora, mentre cerchiamo di ripristinarla, io direi la regia se può, visto che abbiamo parlato di Veneto, abbiamo parlato di chip, ma chi è anche vicino al movimento e al chip è sicuramente il CONI Veneto, con il presidente Ponchio, che adesso prego la regia, no, dico la regia, è già caricato, è il primo video. No, perché abbiamo ricevuto nel frattempo, e lo dico già, il presidente nazionale della Federscherma Paolo Azzi doveva essere con noi, ma sta andando il campionato casino, quindi non è riuscito a collegarsi, però gentilmente ci ha inviato un video che quello sì, stiamo caricandolo, però il video di Dino Ponchio, presidente del CONI Veneto, è già caricato, quindi prego la regia di inviarlo. Grazie. Con grande soddisfazione e partecipazione presento questa edizione dei campionati italiani assoluti di scherma paralimpici che si svolgono a Verona. Con questa manifestazione il Veneto dello sport, il Veneto dello sport del CIP conferma ancora una volta la grande capacità di, tra virgolette, produrre risultati tecnico-agonistici di altissimo livello, ma anche, e forse in questo caso soprattutto, di avere grandi capacità organizzative, manageriali. Lo sport del Veneto ha questa duplice faccia, anzi, con la partecipazione del CIP, del Comitato Paralimpico, anche la faccia del sociale, di chi lavora per chi ha problematiche, per le problematiche della disabilità, quindi onore al merito, una medaglia in più e auspicando che l'organizzazione sia come sempre ineccepibile e che si raggiungano anche i nostri atleti del Veneto risultati significativi, in bocca al lupo a tutti. Il presidente Dino Ponchio ne è eletto, Ruggero, insomma, CIP e CONI insomma, vanno a braccetto, insomma, sono insieme per promuovere lo sport. Certo, anche perché la maggior parte delle discipline paralimpiche sono proprio praticate dalle società di matrice CONI. Quindi lo sviluppo del Comitato Paralimpico è anche merito del CONI, proprio perché, ripeto, le società hanno, oltre al settore dei normodotati, si aprono anche allo sport paralimpico. E noi, come accennavo prima, che vorremmo aumentare ancora di più, anche se il Veneto è una delle regioni in tutte le discipline più fornita, più seguita anche delle altre regioni d'Italia, ecco, ma vorremmo incentivare, anche aiutare con dei contributi, ecco, le società di matrice CONI che si aprono ancora di più di quanto non lo sia anche al settore paralimpico. Quindi ecco, dobbiamo essere riconoscenti. Ti aspetta un bel lavoro, ti aspetta un bel lavoro, perché lo sport si deve essere sempre più inclusivo e non è un percorso che prevede ancora diverse tappe, perché insomma serve ancora tanto lavorare in questo senso. Alberto Spiniella, mi sembra che insomma di lavoro ce ne sia da fare in questo senso. Di lavoro ce n'è tanto, ma soprattutto non ci spaventa, perché fondamentalmente tutti noi facciamo queste attività mossi da una passione sfrenata per lo sport. Il nostro sport in questo caso è la scherma. È scherma tutta, quella degli atleti in piedi, quella degli atleti seduti, quella degli atleti che non vedono, quelli che fanno fioretto, spada e sciabola, quella degli atleti che preferiscono gareggiare solo nelle gare individuali, quella degli atleti che gareggiano anche nelle competizioni a squadre. Purtroppo quest'anno le competizioni a squadre della scherma saranno veramente poche, c'è solamente il campionato A1 che si svolgerà a Napoli dopo il campionato di Villafranca, mentre Cassino ospiterà tutte quante le gare individuali. Ecco, Cassino, subito dopo Villafranca, spada, fioretto, sciabola, in piedi, seduti, spada non vedenti, e subito dopo i campionati a squadre di Napoli sono praticamente un unico filo conduttore di tutta la ripresa dell'attività che abbiamo potuto fare nell'ultimo mese e mezzo, fortunatamente, a partire sia dalla ripresa delle attività territoriali. Ogni comitato regionale ha avuto la possibilità in questo mese e mezzo
da quando un po' si sono aperte le gabbie, di organizzare le prove di qualificazione. Noi come veneti onestamente siamo stati un po' ambiziosi, abbiamo semplicemente raddoppiato le gare che dovevamo fare come richieste dalla Federazione Italiana Scherma, invece di fare una prova per le categorie da 14 anni in su, ne facciamo 2, abbiamo istituito anche i campionati regionali per il Veneto, e per gli under 14, come tutti gli altri comitati regionali, 2 prove di qualificazione territoriale. Sembra, ed è una notizia molto piacevole, che riusciremo a fare le fasi nazionali under 14 a partire dal 13 ottobre in avanti. È una piccola anteprima di questi giorni, anche quello un bellissimo evento da tarare con tutte le disposizioni che avremo in mano in quel momento, ma alla quale avranno diritto di partecipare i nostri under 14, che sono un po' la linfa vitale di tutte le nostre società. In Veneto 29 società che fanno attività settimanalmente, con il Trentino Alto Adige sommiamo altri 4 cuginetti che assieme a noi fanno l'attività agonistica. Ecco, tra questi ci sono anche gli atleti paralimpici. Porte aperte ad accogliere a Villafranca tutti quanti. Semplice. Se andassi su questa linearità, probabilmente tanti problemi si salterebbero e anche tante incomprensioni, perché a volte ci sono anche quelle, purtroppo. Io tornerei un attimino da Rossana. Rossana, prima Alberto Ancarani l'ha detto, no? Tu sei consigliere federale in quota degli atleti per la federazione. Sì. Insomma, è stata una bella soddisfazione questa nomina. Sì, chiaramente sì. Sono comunque la prima atleta paralimpica nella storia, quindi è un segnale non solo verso di me, proprio per un movimento che sta crescendo. Tra l'altro credo che abbiamo stravinto su tutto il fronte, quindi credo sia un bel segnale, ecco. Non per la persona, non credo abbiano votato me, penso che abbiano votato proprio un movimento di crescita. Bebe è stata, si parlava prima dei numeri, il movimento paralimpico dal 2016 è incrementato in maniera esponenziale nella federazione sta crescendo incredibilmente, i non vedenti sono numerosissimi, abbiamo una quota di non agonisti al momento di persone con disabilità intellettive che sono in crescita. La scherma è uno strumento secondo me non solo formativo ma proprio educativo, ecco. Siamo in una crescita totale e credo che molto siano state, diciamo, le Paralimpiadi del 2016. Bebe ne è un esempio, ma insomma Edoardo lo è adesso, e tutte le persone che hanno fatto di questa scherma paralimpica la storia. Edoardo ne ha chiamato uno in causa che ha fatto miriade di Olimpiadi, miriade ovviamente in numero finito, essendo un ingegnere non posso sbagliare, ma insomma numerosissime Olimpiadi, la Trigilia e tante altre persone che hanno veramente costruito, no, questo movimento. Noi siamo nuovi e ovviamente caliamo un po' la testa, e secondo me è la cosa da fare in questo momento, ma siamo anche portavoci di un movimento in crescita. Edoardo, essere rappresentato da una atleta come Rossana, cioè è tanta roba, dai. Beh, tantissima roba, anche perché abbiamo una di noi proprio in federazione. No, diciamo che, come avete detto voi, sono diversi anni che il movimento paralimpico sta crescendo. Ora faccio un esempio: io la mia prima gara la feci nel 2014, e ora non dico la location per non creare polemica, però c'era il palazzetto adibito per la scherma olimpica, i paralimpici erano messi in un angolino nascosti da tutti quanti, e io dissi questo è lo sport paralimpico, e a primo impatto non fu molto gradevole, ecco. Però devo dire che nel corso degli anni abbiamo molto migliorato questa cosa e i risultati adesso si vedono, ecco. E questo fa sì che appunto il ragazzo che ci vede tramite i social eccetera venga invogliato da questo e non essere buttato giù da quella situazione che a primo impatto non mi era piaciuta molto, ecco. Sai Edoardo, ho notato in questi giorni che abbiamo promosso questa diretta con la locandina dove tu sei ritratto, abbiamo sommato un sacco di, purtroppo bisogna fare anche questo conteggio di like e tante impressioni positive su questa foto, una bella foto, insomma credo che anche l'immagine conti e questa immagine trasmette tanto, penso sia un onore per te essere su questa locandina. Assolutamente sì, infatti colgo l'occasione per ringraziare tutti perché è veramente un onore
oltre a essere lì sopra, proprio rappresentare appunto questo movimento, e questo, non so, gesto significa andiamo più avanti possibile, ecco, e nulla ci potrà fermare. E poi vorrei un attimo raccontare la storia di Rossana, che sembra banale, ma lei metà qualifica della Paralimpiade se l'è pagata a proprie spese, quindi lei ha creduto in se stessa anche quando, diciamo, non era molto considerata, ecco. Quindi questo deve essere un messaggio per tutti i ragazzi, che se veramente credete in voi stessi potete arrivare in alto dove neanche vi potete immaginare. Questo l'ho provato sulla mia pelle e adesso abbiamo esempio anche in federazione, ecco. Quindi questo deve essere di buon esempio per tutti. Ma il fatto che voi siate degli atleti paralimpici, a mio avviso passa in secondo piano sicuramente, perché siete delle persone speciali, e questo a prescindere lo siete, perché si capisce dalle vostre parole. Alberto, Alessandro, qui abbiamo di fronte dei campioni che sono anche degli uomini e delle donne, punto. Ed è questo il messaggio che deve passare, perché tante volte è inutile fare retorica, lo sport paralimpico viene sempre visto con un po' di tenerezza, dico una brutta parola che penso che non vogliate sentire, ma lo dico di compassione, che è l'unica cosa che sono sicuro di cui voi non avete bisogno. E vedere e sentire parole dette da due rappresentanti di questa disciplina, dette così, con questa semplicità, con questa forza, io credo sia un insegnamento un po' per tutti. Se mi permetti, Alberto, un'osservazione su questo aspetto. Sono atleti, punto e basta. Se noi prendessimo per esempio un atleta che normalmente è abituato a gareggiare in piedi e lo sedessimo davanti a Rossana o davanti a Edoardo in un momento qualunque di una normale giornata di allenamento, l'atleta che è normalmente abituato a gareggiare utilizzando le gambe, nel momento in cui si siede diventa tranquillamente un atleta paralimpico anche lui, e rischia tranquillamente di prendere una sonora sconfitta da un atleta che invece normalmente e si invertono tranquillamente i ruoli senza problemi. No, è quello su questo dobbiamo lavorare. Se posso permettermi, ti dico sì, anche che inizialmente sono sempre un po' resti, no, a tirare con noi, siamo un po' handicappati, scusatemi il termine, ma lo dico in assoluta mancanza di etichette, e per cui inizialmente partono un po' che non vogliono tirare, che non si vogliono sedere, che non vogliono provare, e poi adesso fanno la fila per voler tirare con noi, e questo secondo me è un segno di cambiamento, non solo di cambiamento ma anche del fatto che non siamo atleti, siamo atleti con le cosiddette, insomma, questa è la verità dei fatti. Sì, si può dire si può dire, tanto non siamo in fascia protetta, ma si può dire lo stesso. No, non mi piace dirlo perché sono una donna. Non mi piace dirlo perché sono una donna, qui non lo direi comunque. Ma lo dico io, che facciamo gli stessi sacrifici delle persone in piedi, identici, se non maggiori, perché abbiamo ovviamente un contesto, no, socioculturale diverso, per cui lo facciamo anche in maniera forse più complicata, però non è questo, sto semplicemente dicendo che cambia proprio la prospettiva. Quando l'atleta paralimpico diventa atleta reale, non handicappato in carrozzina, secondo me cambia tanto. Capitemi quando dico handicappato in carrozzina, ovviamente non sono politically correct, ma insomma voglio intendere semplicemente una persona che si siede e che fa sport, appunto. Ci siamo capiti, assolutamente. Oltretutto intervengo ancora, ricordo che l'immagine che abbiamo scelto di Edoardo e che poi è diventata quella che rappresenta questi campionati italiani è una normalissima immagine realizzata durante un allenamento collegiale, cioè è un gesto atletico da allenamento, non è una foto fatta su misura per la locandina. Oltretutto, Edoardo, se non ricordo male, dovrebbe essere di uno dei primi ritiri a Tirrenia dopo l'estate, credo quello di settembre o di ottobre. Per cui ecco, non è una foto fatta su misura per questa locandina, abbiamo preso una foto reale. Beh, citiamo anche il fotografo, io prendo la locandina e la faccio vedere in favore di camera, insomma io direi questo, Alberto, il nome del fotografo. Noi abbiamo uno specialista ormai delle pedane da scherma nella persona di Augusto Bizzi, che sarà anche fotografo alle Olimpiadi di Tokyo per la Federazione Italiana Scherma e per altre federazioni,
Per cui ecco, anche grazie al suo lavoro, sarà qui con noi a Villafranca nei prossimi giorni assieme ai componenti della sua equipe, Andrea Trifiletti e altri, per documentare sotto forma di immagini lo svolgimento dei campionati italiani paralimpici e non vedenti Villafranca dal 30 maggio al 2 giugno 2021. Senti Alberto, io continuo con te perché poi la promozione di questo evento, di un evento del genere, insomma, non è facile per il discorso che abbiamo fatto prima, ma forse può essere paradossalmente anche più semplice. Io faccio un esempio che ci riguarda come Sport di Più. A noi è bastata una telefonata per trovare un accordo quadro e diventare media partner dell'evento e accompagnarvi in questa avventura. Quindi forse c'è questa... In realtà, secondo me, in un momento social come quello che stiamo vivendo, in realtà basta solo un po' di buona volontà. Abbiamo trovato dei tasti da andare a schiacciare su questo grande pianoforte, su questi tasti abbiamo creato una melodia, un'armonia, e abbiamo cominciato a lanciare in giro un messaggio, il messaggio dello sport, il messaggio della scherma, il messaggio del dove andare a fare questo tipo di attività, il messaggio legato anche a chi ci dà una mano a fare questo tipo di attività. Devo dire che Alessandro con me prima è stato troppo buono dicendo abbiamo colto quest'idea e l'abbiamo abbracciata, perché io purtroppo con i miei componenti di consiglio regionale ho detto ragazzi, c'è da fare questa cosa e c'è da farla, punto e basta, la facciamo, e ci si tira sulle maniche e si lavora. Secondo me, quando le idee sono buone, quando il messaggio è forte, come quello di una gara che riesce a uscire dai normali palazzetti dello sport e trovare una location alternativa, basta, la ricetta è fatta. Sì. Poi tutto il resto è una cascata che viene da sé. Assolutamente, assolutamente. Allora, mi permetto di ricordare appunto Sport di Più media partner ufficiale dell'evento, con questa ovviamente diretta, ma anche ospitando sul numero di fine giugno un bel resoconto dell'evento e insomma penso sarà l'inizio di una collaborazione che ci troverà assolutamente a fianco della Federazione Scherma, punto. Poi quello che succederà in futuro sarà tutto da scrivere, sarà bello poterlo costruire insieme. Io pregherei la regia, adesso che è pronto, di mandare il saluto del presidente Paolo Azzi, presidente nazionale della Federazione Scherma, e eccolo qui, lo vedo anch'io per la prima volta. Buonasera a tutti, non erano questi i patti, l'intenzione era di potersi collegare dal vivo, ma purtroppo il trasferimento a Cassino ci siamo mossi tardi e sto incontrando difficoltà nel collegarmi, quindi mi scuso innanzitutto ma è stata una giornata particolarmente movimentata, poi neanche a farla apposta oggi c'erano appunto le elezioni per il rinnovo delle cariche del CIP, quindi una giornata anche in tema con i nostri campionati italiani. Io voglio rivolgere a tutti i presenti un saluto e sarò poi con voi a Verona a partire dal primo, quindi avremo modo di vederci, di incontrarci. So che insomma è stato svolto un lavoro organizzativo non semplice, perché già un campionato italiano paralimpico e per non vedenti è un impegno organizzativo di per sé, lo è a maggior ragione in tempi di protocolli anti-Covid che richiedono cautele e attenzioni maggiori, quindi capisco che lo sforzo sia stato notevole e veramente avrei avuto moltissimo piacere a poter intervenire a questa serata di presentazione di questo evento che, non dimentichiamolo, è praticamente l'ultimo prima della fase di preparazione di avvicinamento ai giochi paralimpici. C'è ancora un po' di tempo, ma non poi tantissimo, quindi siamo tutti già impegnati con i preparativi, con le notizie da Tokyo che non sempre sono ancora così chiare, così rassicuranti, ma insomma siamo fiduciosi che potremo svolgere questo appuntamento. Io
per il momento veramente ringrazio tutti, rinnovo le mie scuse, avrei veramente voluto esserci, però piuttosto appunto che mancare l'appuntamento preferisco inviarvi questo saluto. Ci vediamo sul campo gara da qui a qualche giorno. Un caro saluto e buon lavoro a tutti, grazie. Beh, grazie per le parole, insomma, del presidente Paolazzi. Non è potuto essere in diretta, però il fatto che abbiamo dato un messaggio, un video, insomma, sta a testimoniare, ma forse non ce n'era bisogno, però è bello avere anche queste testimonianze di vicinanza a quanto sta accadendo qui a Villafranca. Quindi lo ringraziamo e lo aspettiamo ovviamente qui in pedana. Detto ciò, noi siamo arrivati quasi alla fine della puntata. Vogliamo ricordare brevemente, ovviamente, un minimo di programma? Assolutamente sì. Giornata di allestimento di preparativi sabato 29 maggio. Subito dopo, domenica 30 maggio, accogliamo in pedana la mattina gli spadisti non vedenti, dopo l'ora di pranzo le spadiste non vedenti, per cui già nella prima giornata assegneremo 2 podi per quelli che sono gli atleti di questa specialità. Domenica sera modifichiamo velocemente i campi gara e trasformiamo le pedane dei non vedenti in pedane destinate ad accogliere le carrozzine. Lunedì 31 maggio sarà la volta del fioretto maschile e fioretto femminile. Le categorie nella scherma seduta sono A, B, C in base alla gravità della persona che va a sedersi per gareggiare. Alla mattina partiremo con il fioretto maschile e femminile categorie A e B, all'ora di pranzo nel pomeriggio partiremo con le categorie C. La giornata più congestionata dal punto di vista numerico sarà martedì 1 giugno, sarà in scena la spada, in quel caso allestiremo nuovamente altre 2 pedane da scherma che accoglieranno ulteriori atleti in arrivo a Villafranca, anche in questo caso mattina spada maschile e spada femminile categorie A e B, ora di pranzo categorie C. Per concludere con la quarta e ultima giornata, terza per gli atleti seduti, mercoledì 2 giugno, sciabola A e B sia maschile sia femminile, nella sciabola non gareggiano gli atleti di fascia C, per cui diciamo che per noi sarà una giornata di festa rilassante a conclusione di questa 4 giorni di maratona schermistica a Villafranca di Verona. Ricordiamo che per il discorso Covid non si potrà essere presenti. Confermo, è un'attività purtroppo ancora fino al 1 luglio, secondo le ultime disposizioni federali, sarà un'attività a porte chiuse. All'interno della bolla della gara potranno accedere solamente gli atleti e i loro tecnici o accompagnatori e le persone in servizio. Avremo sicuramente, grazie ai social, grazie ai media, il rimbalzo di tutto quello che succede all'interno della bolla, sia dal punto di vista fotografico, giornalistico, delle web TV e, perché no, anche per la diretta Rai che sarà nelle giornate di lunedì, martedì e mercoledì. Per cui ecco, vi invito a seguire questo evento con tutti i mezzi a vostra disposizione, social, media, televisione e quant'altro. E ci saremo ovviamente anche noi di Sport di Più Magazine. Io direi che abbiamo fatto una bella chiacchierata, gli ospiti erano tanti e quindi ovviamente mi scuso se qualcuno ha parlato di meno, ma io penso che l'importante fosse essere presente, dare un segnale, una testimonianza, poi avremo modo sicuramente di rivederci, sicuramente con Rossana ed Edoardo ci vedremo qui a Verona, ma anche con Guido, con Vilnai, con Alberto, ci conosceremo spero presto, insomma avremo modo di rivederci sicuramente. Detto questo, in chiusura io pregherei la regia, prima saluto, poi mandiamo e chiudiamo con un video, l'assessore allo sport di Villafranca, prima Luca Zamperini, ha parlato di un coinvolgimento anche degli studenti delle scuole medie proprio qui di Villafranca, e in questo contesto gli studenti hanno creato un video, quindi abbiamo messo uno stralcio ovviamente, dedicato a disabilità, che è un progetto di inclusione sportiva tra appunto studenti e atleti del territorio veronese che praticano sport di varia natura, sempre ovviamente
In realtà dobbiamo integrare quello che diceva l'assessore, perché l'assessore, giustamente dal comune di Villafranca, proveranno gli studenti di quinta superiore che hanno realizzato questo video, ed altri colleghi delle stesse classi, del liceo Medi, quinta superiore. In realtà interverranno anche gli studenti di altri 2 licei sportivi nei quali andiamo a fare progetti di inserimento per la conoscenza della scherma, che sono il liceo sportivo di Cologna Veneta ed il liceo sportivo di Legnago. Anche questi studenti saranno coinvolti nell'organizzazione come staff, perché saranno proprio gli studenti, abbiamo imparato ad usarli nell'arco del tempo per fare formazione da parte loro, ma soprattutto per dare una mano agli atleti nelle procedure di ancoraggio e fissaggio delle carrozzine e di assistenza durante la gara. Quindi il lavoro pratico, il lavoro diretto a contatto con gli atleti lo faranno effettivamente gli studenti delle scuole superiori, chiaramente sotto la supervisione di tutto lo staff federale e sempre purtroppo in questo momento cercando di rispettare al meglio tutte le disposizioni legate ai protocolli Covid. Sarà un momento di crescita e di grande esperienza per questi ragazzi. Allora, prima di mandare il video, innanzitutto saluto qui in presenza Alberto Spiniella, presidente regionale della Federscherma. Grazie Veneto. a tutti voi e buona serata. Grazie Alberto. Alessandro Cecchinato, grazie anche a te, Grazie consigliere regionale della Federscherma Veneto. E poi i nostri ospiti da location privata, Rossana Pasquino. Ciao Rossana, ci vediamo tra qualche giorno. Aspetta, non ti sentiamo. Ecco, adesso puoi ripetere perché non ti sentivamo. Presto, grazie dell'invito, ci vediamo in pedana. Grazie a te di essere stata con noi. Edoardo Giorban, grazie Edoardo, anche a te, ci vediamo qui a Villafranca. Grazie a voi per l'invito e anche per la locandina, che ogni volta che la vedo non nego di emozionarmi. Questa me la porto a casa, Edoardo. Questa anche me la porto io, a casa. infatti, voglio una mega copia. Stavo solo aspettando di arrivare lì per prendere una. Che la mettiamo da parte. Una copia gigante da portare a casa. Poi me la autografi anche, dai. Assolutamente. E poi Alberto Ancarani, consigliere nazionale Federscherma. Grazie Alberto. Grazie a voi, ci vediamo a Villafranca. Assolutamente. E poi Guido Di Guida, consigliere nazionale quello della Federscherma. Grazie Guido. Ci vediamo dopo la saluti sono da voi. Vediamo. Va bene, perfetto. E poi Ruggero Vinnai, presidente CIP Veneto. Grazie Ruggero di essere stato con noi. Ci vediamo. Buonasera a tutti, complimenti ancora. Grazie a te, grazie a te. Mi sembra di aver salutato tutti e quindi vi ringrazio ovviamente di essere stati qui con noi. Ringraziamo ovviamente Avelia per averci supportato anche questa sera su questa diretta. Ringrazio Alessandra Marcon che sta sistemando i nostri social e Pablo che è alla regia, Alex che ha le telecamere e Pablo vai con l'ultimo video e a voi do appuntamento per domani, altra diretta dedicata a un altro evento sportivo, Sport Expo, la fiera dello sport giovanile di Verona e quindi domani racconteremo un po' di sport dei più piccoli. Intanto grazie a tutti, buona serata e via col video. I nostri limiti, la passione, l'amicizia, la crescita. Lo sport ci rende tutti uguali? Lascerò questo compito ad una giovane squadra che risponderà a tutte queste domande. Di filosofia, adesso vedremo come farlo. Nella realtà Bene, siamo svegli? Allora, oggi faremo un dibattito su legalità ed inclusione. Qualcuno ha qualche esempio da fare, da portare, un'idea? Io prof, come sapete gioco a basket. Il gruppo sia importantissimo, sopra appoggio ai propri compagni. Nello sport di squadra? Io avevo letto questo articolo di questa campionessa oggi
e mi sto preparando per Tokyo 2021 e non ne sono più uscito. Tutto questo percorso nasce dal fatto che a 15 Quello di mente ti forgia, e ti forgia perché sei abituato in qualsiasi sport a fare fatica, a superare ostacoli, a non arrenderti, a relazionarti con le persone. soprattutto che siete del quinto anno, mi auguro che l'anno possa finire nel migliore dei modi possibili, ma non ho dubbi perché sarete tutti bravi. Io mi chiamo Sara Simeoni e ho fatto atletica leggera in gioventù, salto in alto in particolare, e ho avuto la fortuna di ottenere i risultati che un atleta pensa